Né carità cristiana né polemica, precisa Donaldo. Ciò che è certo è che i genitori che avevano prenotato la sala del patronato di Paderno di Ponzano per questo pomeriggio hanno cancellato l'impegno trovando un'altra soluzione. Mamma e papà hanno ritenuto poco opportuno che i figli andassero a festeggiare in una struttura che fino a qualche ora prima aveva ospitato i profughi, così hanno avvertito il parroco e disdetto la prenotazione, una retromarcia che ha permesso anche al Palazzo del Governo di tirare un sospiro di sollievo. Se non ci fosse stata la cancellazione, gestire i 50 arrivi previsti tra ieri e oggi sarebbe stato impossibile. Come soluzione estrema erano già stati contattati dei bed and breakfast e raccolto in via preventiva la disponibilità di una sala a Sant'Andrà di Povegliano. Più che emergenza profughi, qua da questo Treviso ora cominciamo a dire emergenza polizia perché non abbiamo più vita. Cioè ogni giorno arrivano, ma oltretutto non sappiamo se sono controllati a livello di sanità. Noi veniamo sbalzati da un turno all'altro. Una gestione, quella dei profughi, che diventa sempre più complessa perché se da un lato c'è la necessità di trovare loro un alloggio, dall'altro ci sono i poliziotti che devono provvedere ai fotosegnalamenti e i sindacati di polizia sollevano diversi dubbi sull'intera gestione dell'emergenza. Non c'è una sala che possa accogliere i profughi, non c'è una sala dove poter fare i primi rilievi che sono necessari per il riconoscimento di rifugiato politico, quindi abbiamo delle difficoltà oggettive che si mischiano alle difficoltà degli operatori che devono operare in ambienti, come dicevo, molto piccoli, senza ricambio d'aria. Il problema più grave è che non c'è una profilassi che possa essere così perfetta da permetterci di lavorare senza gli strumenti idonei, che sono delle mascherine previste da una circolare ministeriale che non abbiamo se non in qualche macchina e quindi non ce l'hanno gli operatori che intervengono. Guanti che sono sempre meno. Dalla Caritas fanno sapere di aver fatto un accordo con la prefettura per accogliere un centinaio di profughi da Donaldo fino a giovedì. Poi è buio totale. La prefettura nei giorni scorsi ha eseguito una serie di sopralluoghi da San Biagio di Callalta all'ex area militare di Ponte della Priula a Susegana, ma al momento non è stata presa alcuna decisione.